Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi, 1 febbraio 2021. Così siamo già arrivati a febbraio, il secondo mese dell'anno. Oggi notizie dal web, notizie anche dalla carta stampata e andiamo subito alla nostra rassegna stampa. Andiamo alla prima notizia, anche questa particolare perché rievoca questo fatto. Accadde oggi, il 1 febbraio 1945, sulla Gazzetta Ufficiale viene pubblicato il decreto legislativo che estende alle donne italiane il diritto di voto. Fino al 1947 però le prostitute schedate vengono escluse da tale estensione. Maria Castaldo, 82 anni, vota per la prima volta nella sua vita. Era il 18 marzo 1946 e prime elezioni libere dopo 26 anni. Andiamo in Medi Polesine, dove si vede questa bellissima fotografia, domenica 31 gennaio 2021, intitolazione del centro parrocchiale di Volto a Sofia Doria, la giovane scomparsa a 12 anni a causa della leucemia. Tra l'altro si ringrazia per questo articolo le foto di Gastone Di Sette. Sempre da Medi Polesine, l'intervista per la serie Il Comune Informa a Davide Marangoni, assessore all'urbanistica del Comune di Taglio di Po, perché si parla e si presenta il nuovo piano interventi di disciplina urbanistica che cambierà nei prossimi anni l'aspetto del comune tagliolese, e noi vi invitiamo anche qua a guardare il servizio. E per finire, per quanto riguarda Medi Polesine, sempre per il Comune Informa, il vice sindaco di Taglio di Po, Alberto Fioravanti, e la responsabile dell'ufficio tecnico architetto Paolo Dian parlano della proposta paternariato pubblico e privato che farà risparmiare in 5 anni 300.000 euro al comune. Praticamente è una partnership con l'azienda Edison che permetterà appunto innanzitutto di mettere a norma gli edifici del comune e soprattutto far risparmiare questa bellissima cifra di 300.000 euro in 5 anni. Dalla Voce di Rovigo, prima pagina, oggi finalmente si riparte e vogliamo rilevare questa notizia di uno spaventoso incidente, salvi due giovani cugini che sono abitanti a Taglio di Po di origine marocchina, che purtroppo hanno fatto un incidente nella strada golenare che va da Mesola a Massenzatica, fortunatamente senza gravi conseguenze e non sono in pericolo di vita, ma comunque è stato veramente rischioso e particolare questo incidente. Quindi prima pagina del Gazzettino, in prima pagina: serve un governo capace, Bonomi della Confindustria, per uscire dal tunnel ci vogliono persone valide, e blinda Gualtieri. Sempre dalla prima pagina, il bilancio: meno il 13% è stata la produzione industriale che è crollata nel 2020, secondo il centro studi di Confindustria, e 165 miliardi il deficit creato per la pandemia. Le innovazioni attese dalla Commissione europea: pubblica amministrazione efficiente e digitalizzata, giustizia, tempi rapidi e certezza del diritto, e fisco più semplice a favore dei ceti medi. Noi italiani queste cose le aspettiamo esattamente da 70 anni e ogni governo tra l'altro le ha sempre promesse. Ma andiamo al Gazzettino di Rovigo. Giustizia: meno processi ma l'arretrato si riduce, infatti l'effetto Covid sull'attività del Tribunale di Rovigo si fa sentire. Calano divorzi e reati contro il patrimonio, aumentano quelli legati alla droga. E nella prima fase, quella del lockdown, sono stati trattati 337 procedimenti civili su 2431, quindi l'81% è stato rinviato. Comunque che qua no comment. Poi un bilancio del Covid: gennaio è stato il mese nero della pandemia, ci sono stati nella nostra provincia 135 decessi. Un terzo dei morti dall'inizio dell'emergenza è stato registrato negli ultimi 30 giorni. Nella prima pagina c'era questa notizia: chi è riuscito a sfruttare il super bonus del 110%, chiusi i primi cantieri, c'è la foto di una casa appunto a 300, casa ristrutturata quasi a costo zero, riuscendo appunto a sfruttare questa grossissima occasione del super bonus. Abbiamo già visto l'articolo su Medi Polesine dell'oratorio intitolato La piccola Sofia, intensa la cerimonia ricordando la ragazzina recentemente scomparsa per la leucemia. Liberati i palloncini bianchi, genitori e fratello hanno scoperto la targa all'ingresso del centro della struttura. Badia Polesine, impianti sportivi, si confida nello Stato, il comune spera di ottenere i fondi nell'ambito del bando Sport e Periferie per sistemare il campo di Villafora. L'assessore Baldo: invece non ci sono novità per lo storico stadio Verzano, società all'opera sperando nella ripresa. Chiudiamo questa rassegna stampa con questa moneta rievocativa dove vediamo effigiato San Marco e Venezia, questa moneta di 2 euro che ci piacerebbe trovarsi nelle tasche e potesse girare tranquillamente.
Grazie per averci ascoltato, grazie perché ci seguite sempre più numerosi e grazie anche a Radio Diva che ci mette in onda. Come sempre, da Leandro Maggi è un piacere stare con voi. Ciao ciao!